Grazie Benito, la parola all'avvocato Giovanni Giorgi, sindaco di Latina. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti voi, un saluto alle autorità militari, all'associazione, a voi profughi, familiari di profughi, a voi studenti, al preside, perché come ogni anno, come ha detto giustamente Cesare, questo istituto sempre di più vuole essere vicino a questa tragedia del popolo italiano. Io voglio usare le parole di un'esule istriana di nome Anna Maria Muisan per far comprendere a voi nuove generazioni questa giornata. Ora non sarà più consentito alla storia di smarrire l'altra metà della memoria. I nostri deportati, i nostri infoibati, fucilati, annegati o lasciati morire di stenti non sono più morti di serie B. E questo nel 2004 è stato dato un percorso politico a molti, me compreso, Cesare. Cari ragazzi, se noi stavamo qui nel 1994 oppure nel 2002, di questo non si poteva parlare, non c'era sui libri di storia. Nei libri di storia veniva riportato, e voi lo sapete bene, come depressioni carsiche frequentemente mete di suicidi. Oggi sono cambiate, è cambiato profondamente la percezione, il grado di conoscenza di questa pagina ingiallita della storia. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di tramandare nelle future generazioni questa storia tragica ma fortemente intrisa di patriottismo. E quindi anche perché la differenza fra la memoria e il ricordo vivo è quando lo condividiamo, quando diventa parte integrante della coscienza popolare. Ecco, occasioni come queste vanno proprio in quella direzione e noi dobbiamo essere orgogliosi di questa data, al di là degli schieramenti politici, al di là delle visioni politiche. Non possiamo permettere che storie come queste per troppi anni sono state sbianchettate, oppure usato la gomma da cancellare, quando sbagliamo un compito di italiano oppure un compito di matematica. E quindi il nostro impegno non si deve esaurire in questa giornata, deve uscire dalle pagine della storia, staccarsi e librarsi sopra di noi. Dobbiamo farlo capire, come oggi facciamo voi che siete la nuova generazione della nostra città, della nostra Italia, e voi dovrete farlo in futuro con le altre generazioni che vi succederanno. Questo è il ricordo e il significato di questa giornata. Quindi noi dobbiamo soprattutto fare delle riflessioni. Oggi è lo spirito della riconciliazione nazionale, perché le persone che sono qui per tantissimi anni hanno agognato questa riconciliazione nazionale e oggi per fortuna siamo qui per parlarlo e tramandarlo alle future generazioni. Dobbiamo riannodare quei fili della memoria, di quella storia condivisa che ci lega e ci fa capire il destino e la storia d'Italia, perché giustamente, come ha detto Montanelli,
un proprio popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente. E questo è una cosa fondamentale, non ci dobbiamo dimenticare mai. E proprio oggi che festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, dove giustamente ci si sfianca nella ricerca delle nostre radici, degli eroi del Risorgimento, degli uomini che hanno guidato eserciti, noi questa Unità d'Italia l'abbiamo davanti ai nostri occhi, con loro, nel coraggio e nell'amore della propria patria. E quindi questi 150 anni, questa giornata acquisisce ancora di più un valore più importante, perché non soltanto attraverso gli eroi del Risorgimento, attraverso le nostre radici, anche attraverso il dramma e la vergogna delle foibe che noi possiamo riallacciare e capire l'orgoglio di essere italiani. Ha detto giustamente italiani 2 volte. Ecco, nell'Unità d'Italia questa storia ha intriso fortissimamente lo spirito e la voglia di essere italiani, che per l'Italia hanno sacrificato case, mariti, figli, la terra. È proprio questo che noi dobbiamo capire e soprattutto dobbiamo tramandarci. Quindi, anche perché, cari amici, la libertà non si sostanzia nell'essere indipendenti o privi di legami, ma nell'essere parte integrante di una stessa cultura o di una stessa storia, fatta di memoria, fatta di affetto, fatta di condivisione, di identità. E quindi tutti quanti noi ci dobbiamo dedicare giorno dopo giorno affinché questi fili rimangano sempre insieme e riescano sempre di più a tessere una grande tela, la tela del tricolore. E allora voglio chiudere con le parole di Gustave Thibon per farvi capire l'importanza dell'amore della patria, dell'amore della libertà. L'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da nulla o da nessuno. È libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama, come hanno fatto loro. Ed è prigioniero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. Loro hanno abbandonato ed erano prigionieri della loro terra, ma hanno trovato un grande amore, che è quello dell'Italia. Grazie.